Tiziano Cenedese, presidente di Centromarca Banca. Innanzitutto il 2016 per la banca da lei presieduta si è aperta in modo positivo dopo la fusione con Cassa Rurale Artigiana di Treviso. Sì, esattamente. Noi abbiamo chiuso la semestrale qualche mese fa, abbiamo cominciato a raccogliere i primi risultati dell'aggregazione. Risultati che sono sopra le aspettative del piano industriale perché stanno avendo degli indici molto migliori delle previsioni. C'è stata qualche razionalizzazione, ci tengo a dire che è vero che abbiamo ridotto il numero delle filiali, ma non le abbiamo chiuse, le abbiamo riorganizzate e a fronte di queste chiusure non c'è stata alcuna dismissione del personale, l'abbiamo solo impiegato in modo diverso. Perché come immagino voi lo conosciate molto bene, le banche sono nel pieno di una modifica strutturale e organizzativa. La filiale oggi nel futuro avrà, anche complice l'evoluzione informatica, la tecnologia, avrà un ruolo sempre meno importante e saranno sempre più importanti le attività consulenziali, per cui investiamo sempre di più in persone piuttosto che in strutture, ecco perché non abbiamo licenziato nessuno. A fronte di questa modifica di tipo organizzativo, strutturale, gestionale, tipica di un sistema governativo aziendale, comunque si sta modificando anche non tanto la mission ma quanto l'obiettivo o i mezzi attraverso i quali la banca, che è una banca, ricordiamoci, sempre di credito cooperativo, sta cercando di far arrivare in qualche modo l'obiettivo al territorio. E lo facciamo con gli strumenti, anche questi, che si sono evoluti negli ultimi anni attraverso l'istituzione di un crowdfunding piuttosto che una piattaforma di post-jobbing, piuttosto che una piattaforma di crowdfunding rivolto alle attività sociali, cose che sono tra l'altro innovative anche nel territorio nazionale, perché il crowdfunding per esempio è famoso per le aziende, non tanto italiane quanto all'estero, ma comunque, ma non è molto conosciuto nel settore sociale e noi questo lo stiamo sviluppando, è già operativo fra qualche giorno. Lo sviluppo del post-job di cui accennavo, per esempio, è una richiesta che ci viene dalle aziende con cui operiamo a fronte e in conseguenza del famoso dei segni di merito, delle borse di studio che noi eroghiamo ogni anno agli studenti meritevoli, sia dell'università che delle scuole secondarie, le cui aziende ci hanno chiesto i curricula. Noi abbiamo pensato di creare un punto di collegamento postandoli attraverso un'altra piattaforma, sempre attraverso il nostro sito. Postiamo i curricula dei ragazzi, degli studenti che vogliono in qualche modo cercare di mettersi nel mondo del lavoro e dall'altra parte cercare di avere le richieste delle aziende e cercare in qualche modo di farli incontrare.